Bentrovati, esploriamo Bitcoin, sesta puntata del primo format nella TV italiana che approfondisce il tema di Bitcoin, la sua tecnologia, le sue implicazioni con gli esperti del settore fondamentalmente. Abbiamo parlato nelle scorse puntate di tanti temi legati a Bitcoin, abbiamo parlato di oro digitale, abbiamo parlato di scarsità, di inflazione, abbiamo cercato di capire come funziona e quali sono le conseguenze del mining, qual è il ruolo della finanza tradizionale in Bitcoin di regolamentazione. Naturalmente molto è stato anche focalizzato sul contesto italiano, ma non solo. Non esiste solo l'Italia, Bitcoin è una tecnologia globale, viene adottata da tutto il mondo e naturalmente in tutto il mondo ci sono anche casi d'uso diversi, casi di utilizzo diversi e quindi Bitcoin può essere considerato solo riserva di valore come viene spesso considerato nel mondo occidentale o possono esserci anche altri casi di applicazione. Ci sono paesi, o meglio c'è un paese, El Salvador, che ha deciso di adottare Bitcoin a corso legale nel 2021, oggi ne parleremo. E proveremo a capire per l'appunto come in varie parti del mondo viene percepito e utilizzato Bitcoin, con chi lo facciamo, con chi in quelle parti del mondo c'è stato. E quindi iniziamo con Riccardo Giorgio Frega, che ritroviamo co-conduttore del Bitcoin Italia Podcast. Ben ritrovato Riccardo. Buonasera Fede, grazie. E lo facciamo anche con Laura Nori, Bitcoin Explorer, che ritroviamo in quest'ultima puntata per parlare proprio di questo tema. Grazie e benvenuta. Buonasera, ciao Fede. Come di consueto però l'introduzione del tema è a cura di Marco Costanza. Dopo aver analizzato gli aspetti tecnologici ed economici di Bitcoin, rimane una sola domanda cruciale. Bitcoin è davvero utilizzato? Può realmente fare la differenza nelle nostre vite? Vediamo insieme 8 esempi che ci faranno capire in che modo Bitcoin sta fornendo un'alternativa al sistema tradizionale. Ci tengo a specificare che non parleremo esclusivamente di Bitcoin in questi esempi, che comunque detiene sempre la quota di maggioranza, ma parleremo di criptovalute in senso più generale, che in termini più ampi includono anche e soprattutto le stablecoins, ovvero token su blockchain legate principalmente al dollaro statunitense. Il Venezuela, un paese che ha visto l'inflazione oltre il 360%, nel 2023 ha rappresentato l'8% del traffico globale su Binance Peer-to-Peer, una piattaforma per lo scambio di criptovalute tra privati. In Argentina, paese con un'inflazione annua superiore al 100%, oltre 5 milioni di persone utilizzano le criptovalute, in particolare stablecoins, per proteggere i propri risparmi. Anche in Turchia, dove l'inflazione ha superato il 50%, oltre 8 milioni di persone utilizzano Bitcoin e altre criptovalute per proteggere il valore e facilitare anche i pagamenti. In Nigeria, circa il 35% della popolazione ha usato criptovalute almeno una volta, questo per superare le limitazioni sui cambi valutari imposte dal governo. Durante il conflitto tra Russia e Ucraina sono stati raccolti oltre 200 milioni di dollari in donazioni cripto, in maniera totalmente trasparente e libera. Durante le proteste in Canada, i manifestanti del Convoglio della Libertà hanno ricevuto 900.000 dollari in Bitcoin, aggirando così i blocchi sui conti bancari che il governo aveva imposto ai partecipanti e sostenitori di questa manifestazione. L'allora leader dell'opposizione russa, Alex Navalny, ha utilizzato Bitcoin per finanziare parte della sua campagna politica. Dal 2016 la sua fondazione ha raccolto oltre 600 Bitcoin. Tutto questo per aggirare i blocchi imposti dal governo. Julian Assange, il fondatore di Wikileaks recentemente rilasciato, ha iniziato a utilizzare Bitcoin nel lontano 2011, dopo che il governo statunitense aveva imposto restrizioni finanziarie contro la piattaforma, raccogliendo oltre 4.000 Bitcoin nel corso degli anni. Questi esempi dimostrano come Bitcoin non sia solo un concetto teorico, ma una tecnologia in grado di fornire soluzioni pratiche in contesti di emergenza economica e politica, facilitando transazioni e garantendo la libertà finanziaria anche in situazioni estreme. Marco Costanza ha citato diversi paesi nel suo servizio, ha parlato di Venezuela, di Nigeria, di Turchia, di Argentina, di Ucraina.
tutti i paesi che per un motivo o per l'altro stanno sopra all'Italia per adozione e per utilizzo di Bitcoin. Ci sarà un motivo, anche se noi facciamo parte del cosiddetto primo mondo e questi necessariamente non fanno parte del primo mondo. Non necessariamente la tecnologia o questo tipo di tecnologia si sviluppa prima e nello stesso modo da noi. Ed è per questo che in questa puntata abbiamo ospiti i Bitcoin Explorers, per l'appunto, Laura Nori e Riccardo Giorgio Frega, che insieme hanno visitato alcune di queste aree, Turchia ma anche altre aree, e vorrei partire parlando di esempi che nella vostra divulgazione mi hanno colpito particolarmente, perché avete parlato di vere e proprie economie circolari in Bitcoin che sono nate in alcune aree del mondo. Vorrei partire in particolare con il racconto, Riccardo, del Costa Rica. Sì, in Costa Rica c'è un luogo che si chiama Bitcoin Jungle. Costa Rica è uno stato centroamericano che, come tutti gli stati di quell'area del mondo, ha dei problemi legati per esempio alla quasi totale assenza di pagamenti digitali. È uno dei paesi del Centroamerica, è vero, con più influsso turistico. C'è un grosso numero di turisti che si muovono, che lo visitano, ed è anche uno di quei paesi che vengono scelti dai nomadi digitali, dove ci sono appunto persone occidentali che si trasferiscono. Ovviamente c'è un problema col cambio di valuta e quindi c'è un piccolo gruppo di questi che anni fa hanno iniziato un esperimento di economia circolare attorno a un piccolissimo villaggetto che si chiama Uvita, nella costa pacifica del Costa Rica, perché appunto avevano tutto l'interesse ad incentivare una forma alternativa di pagamento digitale che potesse essere praticamente gratuita, istantanea e a disposizione soprattutto di tutti, indipendentemente da quali fossero i loro paesi di origine e appunto in quale valuta nazionale guadagnassero. Lo abbiamo visitato 1 anno e mezzo fa circa ed è stato veramente sorprendente scoprire come lì qualsiasi piccola attività accetta anche Bitcoin. Ricordiamolo, Bitcoin è un'opzione, non vuole sostituire nulla, vuole essere una possibilità in più, e i piccoli mercati locali vendono prodotti, beni in Bitcoin, e tutti anche i servizi. Quindi voi siete arrivati, avete trovato, che ne so, il piccolo albergo che accettava anche Bitcoin, il ristorantino che accettava, il mercato locale che accettava Bitcoin. Voi di fatto avete vissuto in Bitcoin per un periodo. Totalmente in Bitcoin, senza toccare contante o carta di credito. E la cosa interessante... Questo per quanto? Questo per diverse settimane. La cosa interessante è che una volta che un'economia circolare di questo tipo viene iniziata, si autosostiene, nel senso che noi abbiamo visto con i nostri occhi, per esempio, il titolare di un ristorante che accetta anche Bitcoin e quindi riceve Bitcoin in cambio della propria attività, poi andare ad approvvigionarsi di verdura o di prodotti freschi al mercatino locale, e il mercato locale accetta Bitcoin, e quindi a quel punto lui, avendo Bitcoin, è incentivato a spendere Bitcoin e quindi ad usare i Bitcoin che ha guadagnato nel suo ristorante per comprare pesce, frutta, quei prodotti che gli servono poi per la sua attività di ristorazione. Questa cosa molto simile, ma con caratteristiche a volte anche molto diverse, sta succedendo un po' dovunque a quelle latitudini. Per esempio in Guatemala, vero Laura? Anche in Guatemala sta succedendo questa cosa, proprio nello specifico al Bitcoin Lake. Quindi Bitcoin Jungle e Bitcoin Lake, giungla e lago. Questo è un tipo di adozione che noi chiamiamo bottom up, quindi dal basso verso l'alto, quindi non c'è un'istituzione, un governo, un presidente che ha imposto l'utilizzo di Bitcoin in determinati posti, ma ci sono proprio dei privati, degli individui che per diverse ragioni decidono di provare a far adottare Bitcoin ai ristorantini, agli hotel, ai vari servizi che ci sono appunto in diverse aree.
parlo dell'Ekatitlan, che è un posto meraviglioso, è un posto turistico. La città principale dell'Ekatitlan si chiama Panajachel ed è molto frequentato da turisti sia del Guatemala che non. E c'è una cosa che noi in Europa a cui prestiamo poca attenzione, ed è il fatto che quando tu viaggi in questi posti ti rendi subito conto che le carte di credito hanno delle commissioni, quando vengono accettate hanno delle commissioni del 15, a volte anche 20%, sono altissime. Addirittura? Addirittura? Assolutamente, abbiamo un sacco di foto di 18, 20, 25% che sono sempre a carico di chi paga, perché tanto lì chi ha la carta di credito è ricco. Quindi in questi posti vedi che per la prima volta stanno adottando un nuovo sistema di pagamento digitale che è Bitcoin, che è libero, e quando queste persone provano a far capire Bitcoin ai merchant, a loro raccontano: guarda che se inizi ad accettare Bitcoin arriveranno tanti turisti internazionali, e allora vedi che ci sono queste baracchine, noi le chiamiamo così, che capiscono questa cosa, capiscono l'importanza di questa cosa e iniziano per esempio a dipingere i muri della loro attività in arancione, mettono il logo di Bitcoin, perché loro vogliono far vedere che loro accettano Bitcoin, e questa cosa attira turisti che come noi sono ben contenti di dare a loro dei Bitcoin. E poi cosa succede? Che c'è anche un po' di competizione, quindi se il mio vicino inizia a farlo... Sono incentivato ad accettare Bitcoin anche io. È gratuito, certo. Quindi inizio a farlo anch'io, e quindi si creano un po' queste cose. Proprio all'Ekatitlan siamo riusciti a fare paragliding, paracadutismo pagando in Bitcoin. Anche lì di fatto tutte le attività principali, o meglio c'erano vari esempi di attività, almeno un'attività per tipologia accettava Bitcoin, quindi siete riusciti a vivere in quel modo. Di diverse fasce di prezzo, certo. Quindi l'hotel 5 stelle come l'ostello. Certo. Restiamo a quelle latitudini per parlare naturalmente di quello che è finito su tutti i giornali del mondo. Stiamo parlando naturalmente di El Salvador, ma prima un veloce break pubblicitario. Settembre 2021, un piccolo paese del Centro America inizia a fare scalpore, inizia a finire su tutti i giornali del mondo per essere stato il primo paese al mondo ad adottare Bitcoin a corso legale, adottare Bitcoin come valuta a corso legale insieme al dollaro, che è tuttora la valuta più utilizzata di quel paese. Stiamo parlando di El Salvador e di un presidente molto carismatico che si chiama Nayib Bukele, che anch'esso ha ricevuto grande popolarità da questa scelta a livello di immagine e a livello di popolarità globale. I nostri ospiti qui oggi, i Bitcoin Explorers, sono stati per ben 2 volte in El Salvador per capire prima come si stava diffondendo la Bitcoin Lei, la cosiddetta Bitcoin Lei, cioè la legge che ha proprio reso Bitcoin corso legale, e poi per capire anche come dopo un po' di tempo si stava diffondendo l'adozione effettiva di Bitcoin introdotta da questa legge. Ma partiamo dal contesto, Riccardo, Giorgio Frega. Qual è il contesto di El Salvador? Che paese è El Salvador? E poi parleremo del perché ha preso una decisione del genere. El Salvador è piccolissimo, il paese più piccolo del Centro America, che ha, come molti paesi purtroppo in quell'area geografica, una storia molto, molto travagliata, ha attraversato 13 anni di violentissima guerra civile, ha visto poi un grosso problema legato alle gang malavitose, è stato per tantissimi anni uno dei paesi più pericolosi del mondo, col più alto numero di omicidi pro capite nel mondo, fino a poi vedere una vera e propria risurrezione voluta appunto da Nayib Bukele, questo presidente che hai citato, che ha saputo risolvere il problema delle gang e rilanciare il paese attraverso tutta una serie di riforme, tra cui anche appunto l'adozione di Bitcoin. Quindi voi dovete immaginarvi un piccolo paese ancora sostanzialmente rurale, molto legato ai prodotti della terra,
guerra, con una popolazione di circa 4 milioni di abitanti, molto semplice, che però per la prima volta nella sua storia riesce appunto ad utilizzare una nuova tecnologia come Bitcoin per rilanciare la propria immagine nel mondo, attrarre nel nuovo paese più sicuro turismo e attrarre dall'estero investimenti, perché appunto la legge prevede che fosse proprio lo Stato a fornire tutta l'infrastruttura tecnologica necessaria ai cittadini per poter gestire Bitcoin e quindi ricevere o effettuare pagamenti Bitcoin. Quindi una misura di marketing praticamente, la stai descrivendo come un'operazione del governo per in qualche modo accendere i riflettori su un paese turistico? Sicuramente c'è anche quell'aspetto lì, il marketing non è sbagliato, anzi molti paesi vivono anche della loro immagine all'estero, però anche un paese fondamentalmente bloccato al contante, come dicevi tu, il Salvador è dollarizzato e quindi usa il dollaro americano, la loro valuta nazionale, il colon si era iperinflazionato e quindi è stata abbandonata, ma un paese come molti nei paesi del secondo e del terzo mondo, dove tutti quanti hanno un cellulare, un telefonino, un modello economico fatto in Cina, ovviamente non l'ultimo iPhone, però davvero la diffusione di internet e di queste tecnologie e dello smartphone in quella parte del mondo è capillare, e quindi l'idea è anche quella di portare una popolazione che altrimenti è legata al contante nel mondo dei pagamenti digitali attraverso Bitcoin. Un ultimo dettaglio: El Salvador ha una enorme diaspora, sicuramente c'è qualcuno che ci sta guardando che viene da El Salvador, perché Milano ha la più grossa comunità di salvadoregni in Europa, quindi tutte persone che hanno lasciato il proprio paese d'origine nei periodi di crisi o di guerra, lavorano all'estero in Europa o negli Stati Uniti d'America e che prima di Bitcoin per mandare i soldi a casa dovevano utilizzare uno di quei servizi di trasferimento privati che vediamo comunemente, guarda caso, nelle periferie delle nostre grandi città. Non voglio citarli, ma quei servizi lì a volte caricano il 20% di commissioni, il 25% di commissioni. Ecco che così facendo El Salvador, grazie a Bitcoin, ha dato l'opportunità alla propria diaspora di mandare denaro a casa istantaneamente e a costo zero praticamente. Questa è una cosa molto importante per un'economia che ancora conta molto sui soldi che manda a casa. Che le famiglie dall'estero mandano ai familiari che vivono ancora lì, certo. Come è stato introdotto Bitcoin, Laura, nel contesto di El Salvador? Com'è che i cittadini si sono ritrovati a sentire parlare di Bitcoin e anche ad avere potenziali infrastrutture? Questa è una domanda per poterlo utilizzare facilmente? Questo è l'opposto di quello che ho detto prima, quindi top-bottom, quando c'è un presidente che appunto impone Bitcoin come legal tender. Nel breve termine può sembrare una cosa più efficace, ma in realtà nel lungo forse not so much. Quindi in questo caso è il governo che dice... In questo caso sì. Okay. Per far adottare, tra virgolette, Bitcoin alla popolazione, Bukele ha creato un wallet di Stato che si chiama Chivo, con il che i salvadoregni potevano scaricare e ricevere $30 in Bitcoin, così, senza dover fare niente. Gratuitamente? Gratuitamente. Quindi è un incentivo per scaricare... Un incentivo economico. Parliamo di uno Stato in cui lo stipendio medio mensile è di $200, quindi $30 per un salvadoregno sono praticamente un terzo dello stipendio. È come regalare a un italiano 500 euro più o meno. Quindi ovviamente tutti hanno scaricato l'app senza informarsi su cosa fosse Bitcoin e tutti hanno iniziato un po' a utilizzare quell'applicazione lì tra amici, quindi ti pago la pizza, pago la spesa, oppure vado addirittura a ritirare i contanti utilizzando quell'app. Quindi all'inizio c'è stato un boom, tutti utilizzavano Bitcoin, noi eravamo lì all'inizio, noi siamo andati lì quasi subito. Se tu Fine 2021? Fine 2021. Ti faccio un esempio, se tu avessi chiesto accettate Bitcoin, allora ti avrebbero detto no,
però abbiamo cibo, quindi loro non capivano nemmeno la differenza bene tra Bitcoin. Quindi non era Pensavano chiaro che fosse Bitcoin, cibo. certo, però avevano il wallet che lo Stato aveva fornito con i $30 di Esatto, incentivo quindi e non sapevano che fosse Bitcoin. Esatto. Quindi non c'era una grossa consapevolezza all'inizio. No, pochissima educazione, adesso stanno iniziando in realtà delle organizzazioni a portare educazione, però pochissima educazione e come sempre, Bukele è molto amato in El Salvador devo dire, però come sempre immaginiamoci in Italia, se a prescindere da destra e sinistra, se uno dei nostri politici rendesse Bitcoin legal tender ci sarebbe sicuramente una fascia della popolazione che lo odierebbe a prescindere proprio perché è stato imposto dall'alto, quindi sicuramente porta con sé queste complicazioni e quindi non è proprio perfetta l'adozione. Seppur sia opzionale, Certo. ecco, tu hai parlato di imposizione, No, è vero. in realtà non è imposto, cioè ai cittadini di El Salvador possono scegliere liberamente se utilizzare Bitcoin o continuare a usare il dollaro. Come dicevamo prima è un'alternativa che però ha delle caratteristiche che la rendono sicuramente preziosa. Questa alternativa, questa opzionalità, di fatto come si sta diffondendo a 3 anni di distanza dall'introduzione della legge. Voi siete tornati sul posto dopo essere andati per una prima volta per capire se effettivamente questa legge avesse avuto un effetto tangibile sulla popolazione. Questa mancanza peraltro di costrizione che abbiamo appena sottolineato, questa opzionalità nell'utilizzare Bitcoin ha avuto un effetto positivo. Qual è lo stato dell'adozione dopo qualche anno dall'introduzione della legge? Dunque, ovviamente dobbiamo renderci conto che Bitcoin è un concetto innovativo e difficilmente comprensibile probabilmente anche per molti dei nostri telespettatori qui in Italia, che siamo il primo mondo educato. Figuriamoci quindi, certo. C'è ovviamente un problema di alfabetizzazione digitale da quelle parti e quindi dobbiamo necessariamente capire che l'orizzonte temporale non possono essere questi 3 anni, ma deve essere necessariamente molto più lungo. Dobbiamo poi considerare che la legge Bitcoin in El Salvador è molto complessa, è fatta di diversi livelli. Un livello è l'adozione e l'adozione, diciamo, stenta, perché appunto ci vuole tempo per lasciare alla popolazione l'opportunità di acculturarsi e capire come integrare Bitcoin. Quindi oggi più o meno persone accettano Bitcoin rispetto a fine 2021? Forse meno dopo l'hype del grande lancio promozionale che è stato fatto dallo Stato. Okay. Però ci sono altri aspetti molto positivi. Si è parlato ovunque nel mondo di El Salvador e di Bitcoin. Molti probabilmente non sapevano neanche dove fosse El Salvador sulla mappa prima che approvassero la Bitcoin Lei e quindi sta arrivando molto turismo, ci sono i riflettori internazionali puntati su El Salvador, stanno attraendo molti investimenti, aziende che sviluppano tecnologia Bitcoin vogliono andare a Bitcoin in El Salvador, ma poi c'è una cosa secondo me che è la più interessante. El Salvador ha capito prima di tutti che Bitcoin è oro digitale, è il nuovo oro, è l'oro di internet e quindi la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale di El Salvador, magari quella europea fosse così sveglia, la Banca Centrale di El Salvador sta iniziando ad accumulare nella propria tesoreria Bitcoin come riserva di valore nazionale per il paese. Proprio come le nostre banche centrali facevano una volta con i lingotti d'oro nei caveau, e questo è quello che nei prossimi 10 anni renderà El Salvador da uno dei paesi più poveri del Centro America a uno dei più ricchi, perché sono già oggi, mentre ci stiamo parlando, loro acquistano un Bitcoin al giorno. Sì. Tutti i giorni la Banca Centrale di El Salvador accumula un Bitcoin e già oggi questo investimento è in attivo. Il potenziale moltiplicatore di avere capito per primi questa cosa è clamoroso. Se qualcuno della Banca Centrale Europea ci sta guardando, spero che stia prendendo nota. Prendete appunti perché il treno passa ma va via molto veloce. Ci vediamo tra poco per parlare di terre
più vicine a noi ma che stanno soffrendo anche di casi di inflazione, di crisi economiche veramente gravi, e la vostra testimonianza arriva anche da lì, tra pochissimo. Il ruolo di Bitcoin, i contesti economici e sociali molto diversi da quello italiano, da quello europeo, da quello in generale occidentale. Ce lo raccontano i Bitcoin Explorers, raccontandoci le loro esperienze nelle aree che hanno visitato e raccontandoci le storie che hanno vissuto in prima persona. Partirei con Riccardo. Siete stati in Libano e Turchia. Partirei però dal Libano perché avete visto quello che ha fatto la crisi economica in Libano e avete visto anche qual è stato, come dire, il ruolo di Bitcoin e di qualcosa che può essere protetto dall'interferenza governativa e dall'inflazione in un contesto come quello. Parliamo del contesto però prima. Qual è la situazione economica in Libano, che oggi naturalmente agli onori delle cronache è anche per motivi ben più gravi della semplice situazione economica, ma voi insomma avete portato grandi testimonianze da questo punto di vista. Allora, spiegare che cosa è accaduto in Libano è una cosa complicatissima, servirebbero ore e ore di trasmissione perché è davvero la tempesta perfetta. Ma diamo due elementi. Fino a pochi anni fa il Libano veniva chiamato la Svizzera del Medio Oriente. Era un paese che attirava una quantità industriale di investimenti finanziari dall'estero, offrendo ottimi tassi e ottime rendite alla grande finanza speculativa. Piccolo problema, le rendite di questa speculazione finivano sostanzialmente anch'esse all'estero, pochissimo veniva ridistribuito tra la popolazione e gli elementi fondamentali mancavano quasi completamente. Quindi era quello che in gergo noi chiameremmo una clamorosa bolla speculativa. Quindi era una Svizzera in bolla però. Esattamente, e questo quando la bolla speculativa ha iniziato a mostrare i suoi segni di cedimento in un altro paese martoriato ancora una volta da una guerra civile, con delle infrastrutture obsolescenti a dir poco, ovviamente i grandi capitali esteri si sono spaventati e hanno iniziato a richiamare i propri investimenti, tutti quanti, ricordiamolo, in dollari, perché il dollaro, ahimè, è la valuta del mondo. E quindi questo ha portato la popolazione a temere per i propri risparmi e ad andare in massa a correre agli sportelli bancari per cercare di ritirare appunto i propri risparmi. Ci ricordiamo tutti le immagini, insomma, video di persone che andavano anche a rompere le vetrine delle banche per provare a prendere i contanti. Perché hanno trovato gli sportelli chiusi e quando le banche hanno riaperto una settimana dopo non c'era più disponibilità di dollari, ma i conti venivano liquidati soltanto in lira libanese. La lira libanese è una delle valute più iperinflazionate al mondo. È impossibile calcolarla l'inflazione in Libano, cioè c'è chi dice 150%, ci sono indicatori che dicono 350%, ma cifre folli. Questo significa quindi che tutti i risparmiatori che per evitare l'erosione dei propri risparmi avevano o credevano di avere accumulato dollari, si sono trovati a venire liquidati in lire libanesi, e questo significa che dal giorno alla notte hanno letteralmente perso tutto. Perché lo facevano al valore della lira libanese di quando avevano messo i risparmi. Del cambio ufficiale, che non era già quello del cambio sul mercato nero. A questo aggiungi l'esplosione nel porto di Beirut che tutti quanti abbiamo visto, famosissima. A questo aggiungi uno stato di fatto fallito proprio
tra le tante cose anche per l'iperinflazione della lira libanese, che quindi non riesce più a garantire i servizi fondamentali. Non c'è corrente elettrica nazionale, girare per il Libano significa vedere una selva di generatori e di pannelli solari, perché la rete elettrica nazionale riesce a garantire soltanto poche ore di corrente elettrica al giorno. Hanno chiuso gli uffici statali, non funzionano le poste, non funziona niente, il paese è paralizzato. In quel contesto di, fammelo dire, ognuno per sé, Dio per sé, il singolo cittadino, il singolo individuo ha avuto come unica opportunità di salvezza la propria iniziativa personale, ed ecco che quando si parla di individuo sovrano, Bitcoin finisce col giocare un ruolo assolutamente cruciale. Perché, Laura, qual è il ruolo di Bitcoin che voi avete testimoniato in Libano quando siete andati? Mi piacerebbe... Innanzitutto stiamo parlando di quale periodo? Quando siete andati? Perché non l'abbiamo detto. Ottobre 2000 dell'anno scorso. Eravamo lì mentre Hamas ha attaccato Israele e quando cominciavano le tensioni fra Hezbollah e Israele a sud del Libano e al nord di Israele. Timing perfetto. Quindi Timing perfetto, però... Fine settembre, inizio ottobre, in realtà timing veramente perfetto, perché il Libano è un posto meraviglioso e quella stagione lì è incredibile. Mi piacerebbe dirti che tutti in Libano hanno capito Bitcoin e che tutti utilizzano Bitcoin come store of value. Purtroppo non è così, ci sono dei bitcoiner in Libano che stanno facendo un ottimo lavoro di educazione, tanti sono anche dei cari amici. C'è una cosa che a me ha stupito subito del Libano appena siamo atterrati, ed è che tutti utilizzano i dollari, nonostante i dollari non siano valuta a corso legale, e questa cosa mi ricorda un po' il fatto che tutti noi pensiamo sempre che siano i governi o che siano sempre stati i governi a decidere che moneta i cittadini dovessero utilizzare, ma in realtà non è mai stato così. Dal baratto ai metalli e tutte le forme di moneta che abbiamo utilizzato, che l'umanità ha utilizzato, sono sempre stati i cittadini e la popolazione a scegliere quella che poi era la moneta migliore. Questa è una cosa che forse succederà anche con Bitcoin, chi lo sa. Sicuramente il Libano è molto predisposto a capire Bitcoin, perché qui... Avete conosciuto qualcuno che si è reinventato utilizzando Bitcoin? Che si è reinventato utilizzando Bitcoin? L'escape room, molto divertente. C'è un escape room, questo ragazzo che ha un escape room che spiega Bitcoin, molto bella, molto divertente, con tutti i trick eccetera. È anche però di fatto l'adozione non è galoppante ancora. L'adozione non è galoppante, però la cosa bella è che quando parli con un libanese hanno capito. Non hanno capito forse Bitcoin è l'ultimo tassello, però non c'è alcuna fiducia nel sistema bancario, non c'è alcuna fiducia nel governo per ovvie ragioni, quindi è come se Bitcoin fosse lì quasi pronto, un po' come internet. Però ci sono cambiavalute ovunque, a Beirut. Certo. Cioè ci sono nei posti che vendono Bitcoin dappertutto. Sì. Noi stessi la prima cosa che abbiamo fatto arrivati lì, ci servivano dei dollari, siamo andati e abbiamo venduto Bitcoin, e sono uguali al nostro compro oro, soltanto che anziché comprare oro comprano e vendono Bitcoin in misura più numerosa di quelli che vediamo da noi? Assolutamente, li abbiamo trovati ovunque nel Libano, anche quando abbiamo viaggiato in città molto più remote, quindi non soltanto a Beirut, che è la capitale. E poi ci sono anche i giovani imprenditori che hanno per esempio dei ristoranti e che accettano dollari e Bitcoin, quindi comunque sta succedendo. Noi dobbiamo avere l'umiltà di capire la scala temporale che è necessaria per vedere queste cose funzionare. Hai citato una cosa interessante, cioè non c'è più fiducia, hai detto, nel sistema finanziario. Noi abbiamo aperto questa serie parlando proprio del ruolo della fiducia nella prima puntata con Guybrush e Giacomo Zucco, della fiducia del sistema finanziario e nell'intermediario, dei problemi che questa comporta, tanto importanti da essere citata, la fiducia anche nel white paper di Satoshi Nakamoto. Quando non c'è la fiducia, naturalmente il sistema finanziario crolla, perché il famoso sottostante, come raccontava lo stesso Guybrush, della valuta tradizionale è proprio la fiducia. Fiducia che manca, Riccardo, mi pare di aver capito dai vostri racconti, nella vostra divulgazione, anche in Turchia.
Cavolo, certo, la Turchia è un altro esempio di iperinflazione. La lira turca, nonostante il governo di Erdogan si stia affannando a cercare di mettere un tampone all'iperinflazione, è davvero iperinflazionata, 60%, 80% su base annua, dipende dagli anni. E la Turchia per noi è stato un momento molto interessante, perché è stato il paese che più ci ha fatto capire che l'inflazione è doppiamente malvagia, perché non solo danneggia tutta l'economia di un paese, ma va anche a colpire specialmente le classi più deboli. Perché i turchi, per esempio, tradizionalmente sono dei commercianti di oro, no? Istanbul, Costantinopoli, sulla via della seta, cioè i turchi commerciano oro da quando esistono, tutti regalano oro in Turchia, ma perché? Anche perché hanno sempre capito che l'oro è una potentissima riserva di valore nei confronti della gestione della moneta, certo, da parte dello Stato locale. C'è un problema però, l'oro costa. E quindi in Turchia tu vedi che le classi medio abbienti riescono a proteggersi dall'inflazione comprando piccole monete d'oro, se sono più abbienti comprando una proprietà immobiliare. Addirittura le berline europee, le automobili sono riserva di valore, perché c'è un limite all'importazione. Le automobili, quelle che da noi in realtà si svalutano, comprare da loro un'auto si rivalutano. È considerato un investimento a perdere. Da loro si rivalutano, perché soprattutto le berline europee c'è un limite all'importazione e la valuta si svaluta talmente rapidamente che la rivendono a più di quanto l'hanno acquistata. Estremamente interessante. Ti fermo un attimo, continuiamo subito dopo la pubblicità, perché c'è un altro tema che voglio affrontare con voi per il contesto turco, prima di passare a una delle vostre esperienze più interessanti, che è quella del Sudafrica, ma ancora un po' di Turchia dopo la pausa. Ci siamo salutati parlando di Turchia, ricominciamo a parlare di Turchia di nuovo in quest'ultima parte della puntata con Laura Nori. Si parlava un po' di espedienti per provare a risparmiare denaro. Voi avete vissuto e avete visto con i vostri occhi modalità di risparmio. Prima Riccardo, il tuo compagno di avventure, raccontava per l'appunto di acquisto di auto, compravendita di auto come modalità per tenere il valore, per far evitare alla propria moneta di far perdere troppo valore, quindi auto come riserva di valore, che a noi sembra quasi paradossale, però avete raccontato anche di altri casi molto stravaganti per noi occidentali. Sì, ce n'è uno in particolare che ci ha stupito, adesso farà molto sorridere ma anche riflettere, e sono i detersivi. Le famiglie turche utilizzano i detersivi per appunto come store of value. Perché? Perché sono cioè loro... i detersivi come riserva di valore? Come riserva di valore, perché, pensaci, non scadono, sono a loro disposizione e li possono rivendere facilmente. Quindi durano nel tempo, possono essere scambiati, sono un'ottima moneta i detersivi. Sono migliore della lira però turca. Possono essere prodotti in grandi quantità, quindi non è che siano un'ottima moneta. Però anche la moneta, anche la lira turca ancora di più. C'è sempre domanda, anche del detersivo, quindi fortunatamente. Ed è incredibile, ed è qui che entra in gioco Bitcoin. Bitcoin è una tecnologia che ti permette di risparmiare anche piccolissime cifre. Noi pensiamo che dobbiamo comprare un Bitcoin intero, ma non è così. Le famiglie, le persone, i ragazzi, i giovani, chiunque può comprare piccolissime somme di Bitcoin, 1 euro, 2 euro, 5 euro al giorno, 10 euro a settimana, e iniziare a risparmiare in Bitcoin. Questa è una cosa nuovissima che in realtà non è mai stata a nostra disposizione. Questa è la vera rivoluzione, secondo me. Ed è sicuramente molto più, come dire, alla portata di tutti. Risparmiare piccole quantità di Bitcoin che cercare la moneta d'oro, piuttosto che... Perché quello è appannaggio esclusivo delle classi benestanti. Sono le famiglie povere che sono obbligate a risparmiare col detersivo, non certo quelle ricche, perché costa poco e loro magari hanno $3 di risparmi alla fine del mese e non puoi comprare $3 d'oro, puoi comprare
buttare $3 in Bitcoin, perché Bitcoin supera l'oro in questo, è infinitamente frazionabile, è oro digitale, quindi io posso acquistarne piccolissime frazioni. Ecco che è l'oro alla portata di tutti nell'era digitale. Anche del Sudafrica, qui mi ricollego all'ultimo tema di cui vorrei parlare in quest'ultima parte di puntata, perché voi avete fatto un'esperienza anche in Sudafrica, avete raccontato il contesto sudafricano, il contesto socio-economico in Sudafrica. Che cosa significa per il contesto che voi avete visto con i vostri occhi la possibilità di muovere valore digitalmente senza intermediari che agiscono nell'invio di denaro? Che cosa avete visto in Sudafrica? Che comunità avete visitato e raccontato? Allora, bisogna partire dalla parte sociale per parlare di Sudafrica, necessariamente. La parte sociale, il Sudafrica è un paese in grande difficoltà, dove c'è un divario tra la popolazione bianca e ricca e la popolazione colorata, perché poi ci sono varie etnie di colorati, i nativi, i neri, che invece vivono ancora in quelle che lì vengono chiamate township. Perché in gergo in inglese vengono ancora chiamati colored. Sì, si usa proprio questa espressione, colored, perché riempie tutte queste enormi, stiamo parlando del 90% del paese ovviamente. 90%? Sì. Ma quel 10% di bianchi ancora, dopo 30 anni dalla fine dell'apartheid politica, è ancora rimasta l'apartheid economica. Hanno zero accesso, in Sudafrica c'è il 40%. Il 90% ha zero accesso, quindi la parte colored. Okay. 40% di disoccupazione, ovviamente solo fra i colored, che quindi vivono di fatto relegati socialmente in queste township che sono quelle che noi chiameremmo slum. Ovviamente torna l'aspetto di cui abbiamo appena parlato riguardo la Turchia. Sono loro che subiscono in maniera più nefasta l'inflazione del rand sudafricano, che è un'altra valuta locale che si sta svalutando, non così tanto come la lira turca o la lira libanese, ma comunque parecchio. E quindi sono queste enormi sacche della popolazione che sono o disoccupate o con in mano rand in contanti che perdono sistematicamente potere d'acquisto. Ed è lì che arriva Bitcoin, attraverso dei progetti che partono con progetti che hanno sicuramente una finalità anche umanitaria. Il più famoso di tutti, lo abbiamo visitato, si chiama Bitcoin e Casi, sono dei sudafricani che cercano di tenere i ragazzini giovanissimi fuori dalle strade sudafricane, che sono pericolosissime, tenendogli impegnati, facendogli fare sport e insegnandogli qualche cosa. E tra le cose che gli insegnano per dare un'opportunità a loro stessi e alle loro famiglie c'è Bitcoin. Bitcoin come nuova tecnologia, Bitcoin come opportunità di risparmio senza precedenti per i poverissimi del Sudafrica come loro e i loro genitori. Ecco che facendo questa cosa a macchia d'olio Bitcoin si espande, per esempio nella township di Mossel Bay, dove c'è Bitcoin e Casi, e quindi tu vedi che di fianco al centro che insegna gratuitamente ai ragazzini questa opportunità, il piccolo negozietto di alimentari inizia ad accettare Bitcoin, il barbiere con la tenda e poco più inizia ad accettare Bitcoin. Tutte le piccole attività capiscono che c'è questa nuova forma di valuta digitale, anche lì tutti hanno un cellulare, molti hanno un cellulare rudimentale, ma attenzione, di questa cosa ancora non abbiamo parlato e noi lì l'abbiamo vista. Bitcoin si può utilizzare anche con un chip NFC, che non è niente di diverso da dal chip che abbiamo noi sulle carte di credito. Appoggiando a un telefonino, in questo caso, si può ricevere o pagare Bitcoin. E quindi il telefonino ce l'ha il commerciante, che comunque è già un piccolo imprenditore, anche se sta tra i poveri.
e la popolazione della township con queste piccole carte e con questi piccoli chip, Del tutto simile a delle carte prepagate. assolutamente, riesce a risparmiare in Bitcoin e a anche utilizzarlo nella sua quotidianità e quindi l'economia circolare si sviluppa in maniera assolutamente virtuosa con una doppia finalità, sicuramente umanitaria, c'è un'urgenza umanitaria in quei luoghi, ma che non si esaurisce alla cooperazione sociale, ti do dei soldi a pioggia per comprarti da mangiare, ma ti do uno strumento per lavorare e ti do uno strumento per risparmiare. Applicato così, Bitcoin è un po' come il vecchio detto: non ti compro il pesce ma ti insegno a pescare. Ecco, Bitcoin lì è la canna da pesca che insegna alla gente come procurarsi del cibo da soli. Sembra quasi paradossale, ma voi, insomma, Laura, ti chiedo conferma, avete visto con i vostri occhi strutture in cui si insegna come utilizzare Bitcoin a una popolazione che paradossalmente, insomma, a una prima impressione sembra avere ben altre priorità rispetto a quella di capire che cos'è Bitcoin, utilizzare Bitcoin, una valuta digitale tanto utilizzata per far divertire i ludopatici nel mondo occidentale. E i criminali e tante altre categorie di persone. Lì imparano veramente a utilizzare questa tecnologia? Imparano, certo, perché è molto semplice, può e deve essere molto semplice. In particolare mi viene in mente questo progetto Maciancura, che stanno creando un sistema per inviare Bitcoin senza internet, quindi dai dumb phone, da quei telefoni che noi abbiamo buttato via 15 anni fa. Cioè, fermiamoci su questa cosa, è possibile inviare Bitcoin anche senza connessione anche con internet? un SMS, e questa è una cosa addirittura che ti fa esplodere il cervello, perché noi pensiamo sempre a Bitcoin come la tecnologia dei robot, del futuro, della luna, e per carità sarà così, ma in realtà già oggi sta andando ad efficientare, a colmare le toppe che il sistema finanziario tradizionale ha lasciato. Ci sono miliardi di persone che oggi non hanno accesso alle infrastrutture bancarie e oggi Bitcoin sta andando anche e soprattutto lì, quindi quando appunto andiamo in questi posti fatiscenti con tutto che cade a pezzi e fai una transazione Bitcoin, lì capisci che non è solo il futuro ma è anche il presente, sta dando un presente anche a tante persone che sono state lasciate indietro e abbandonate. Grazie mille Laura Nori di aver accettato di essere ospite qui a Esploreremo Bitcoin, e grazie di cuore anche a Riccardo Giorgio Frega. Grazie a voi. È stato veramente un piacere accompagnarvi in questo viaggio di 6 puntate di Esploriamo Bitcoin, un esperimento che ci auguriamo possa avere un grande successo, proprio perché è la prima volta che accade nella televisione italiana. Permettetemi un doveroso e sincerissimo ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile questa produzione, in particolare Bitcoin People, un servizio di consulenza professionale che segue le imprese e le aiuta fornendo tutto il necessario per iniziare ad accettare Bitcoin, senza pensieri, senza grattacapi, fornendo i servizi sia tecnologici che di consulenza anche fiscale e regolamentare. Ringrazio Bitbox, leader nella sicurezza informatica, che con il suo prodotto di punta, il Bitbox 02, garantisce lo stato dell'arte degli hardware wallet, cioè di fatto quei portafogli del tutto simili a delle chiavette USB che sono fondamentali per gestire i propri Bitcoin in modo semplice, sicuro e soprattutto senza intermediari. Ringraziamento va anche a Bitrefill, che è un servizio di fatto fondamentale per poter spendere Bitcoin. Alla domanda ma che cosa ci faccio con Bitcoin, Bitrefill offre una risposta, offre decine di migliaia di voucher utili per di fatto qualunque attività possibile, immaginabile, dalla spesa al rifornimento, dai viaggi ai ristoranti, tutti quanti pagabili in Bitcoin. Bitrefill è veramente un servizio meraviglioso da questo punto di vista, e quindi grazie agli sponsor, grazie agli ospiti di tutte queste 6 puntate, ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito e ci avete supportato in questo fantastico percorso. Il nostro augurio, il mio augurio naturalmente è quello non certo di avervi convinto che Bitcoin sia la soluzione a tutti i mali, che è meraviglioso, che non ha difetti. Certo, Bitcoin ha difetti, Bitcoin è stato migliorato nel tempo e potrà essere migliorato in futuro, ma la mia speranza è banalmente di avervi fatto suscitare un po' di curiosità, di aver incentivato l'approfondimento personale. Se ci siamo riusciti, allora l'obiettivo è raggiunto. Grazie ancora di cuore da parte mia e buonanotte.